Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, questi titoli più importanti del pomeriggio. In apertura il ritrovamento di una donna priva di vita a Giarre, nel Catanese. La vittima, una cinquantenne, è stata trovata morta in un appartamento sito al primo piano di via Settembrini. La segnalazione è partita da una persona presente con la vittima al momento della tragedia, ma che poi si sarebbe allontanata. È stata disposta l'autopsia. Colpi di pistola a Catania contro un uomo di 53 anni di Librino che si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro con una ferita da arma da fuoco. La vittima sarebbe stata raggiunta alla gamba. Prosegue a porte chiuse il processo sullo stupro di gruppo avvenuto lo scorso anno a Palermo ai danni di una 19enne. Uno dei giovani imputati ha scritto una lettera di scuse alle donne che ama. Si conferma Catania la provincia siciliana con il più alto tasso di infortuni sul lavoro, e quanto emerso dai dati contenuti in un report, la CISL Etnea ha ribadito l'appello a non ritardare la patente a crediti. E in chiusura il meteo, anche domani sarà una giornata all'insegna dell'instabilità. Temporali sono previsti nelle zone di Trapani, Agrigento, Palermo, Messina e Catania. Come sempre vi ricordo che i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e a domani.